Amici di Bella Sicilia, guardate dove siamo oggi. Un giorno di festa per questo comune siciliano nel cuore della Sicilia. Siamo a Raddusa, siamo in provincia di Catania, al confine con la provincia di Enna, e sta per iniziare uno dei momenti più suggestivi di questi giorni di festa, 29esima edizione della Festa del Grano. Fateci sapere da dove ci state seguendo, ed ecco che sta uscendo la marchesa con il marchese, saliranno nella carrozza. Vabbè, scusa, ma la cosa mia magari Sindaco, siamo in diretta su Bella Sicilia, sta per iniziare un altro momento della Festa del Grano. Inizia il corteo, adesso io accompagnerò i marchesi nella loro carrozza e inizieremo questo percorso per le vie cittadine. Un grande momento di festa, quindi. Buonasera a tutti, sì, assolutamente, siamo prontissimi, stai per iniziare la Festa del Grano, la 29esima, e siamo veramente felici di avere tutto questo pubblico questa sera qui con noi. Tra poco salirà in carrozza? Sì, un'emozione molto bella, già è la seconda volta. Seguiteci, è tutto pronto qui a Raddusa per la Festa del Grano. Ciao! Fateci sapere da dove ci state guardando. Noi siamo in provincia di Catania, siamo nel cuore della Sicilia, siamo al confine con la provincia di Enna, e questo è il cuore di Raddusa. Pronti anche i carretti siciliani, e poi qui la carrozza dove tra poco salirà la marchesa accompagnata dal marchese. Eccolo lì il sindaco per le foto di rito, e tra poco si inizia. Salutiamo Maria, salutiamo Michele, salutiamo Graziella, salutiamo tutti gli amici che ci seguono su Bella Sicilia e su Onda TV. Insieme a voi condividiamo questo momento particolare. Eccolo qui, 29esima edizione. Alberto ci segue da Ginevra. Fai la foto? Vai Tiziana. Tanti amministratori anche dall'Internet, perché questa non è la Festa del Grano solo di Raddusa, ma è la festa di tutto il territorio. Ed ecco la marchesa. Non è facile salire con questo abito sulla carrozza. Amici, siamo in diretta da Raddusa per la Festa del Grano. Ed ecco la marchesa è salita sulla carrozza. Adesso il marchese. Anche la banda musicale lì la vediamo in avanti ad aprire. Si chiama Modena.
carretti siciliani, amici, guardate che spettacolo questi carretti. I colori della Sicilia. Qui anche gli asinelli. Per questa festa che vuole mettere in evidenza la storia e le tradizioni di questo comune situato nel cuore della Sicilia. Fateci sapere da dove ci state guardando, noi vi mandiamo un saluto dal cuore di questa bellissima isola, la nostra bella Sicilia. Io quando passare. Allora, amici, fateci sapere da dove ci state guardando, noi siamo in provincia di Catania, siamo a Raddusa per raccontarvi la 29esima edizione della Festa del Grano e questo è solo l'inizio, saremo anche qui nella giornata di domenica per raccontarvi altri momenti da non perdere ed ecco la sfilata con gli abiti. Katia, la nostra amica di Chiaramonte Gulfi, ci saluta dalla provincia di Ragusa. Salutiamo tutti i componenti dell'associazione culturale 8 marzo che abbiamo avuto il piacere di conoscere in passato e che vedremo proprio domani qui, domenica, a Raddusa, perché ci prepareranno il pane. Aspetta, però fallo allontanare che mi scopare. Ci salutano dal Belgio, amici, siete in tanti che ci seguite dall'estero, fateci sapere da quale località. Noi mandiamo un forte abbraccio a tutti voi che ci seguite da lontano. E la festa del grano prosegue, siamo solo all'inizio. Tantissime persone già presenti ieri e oggi qui a Raddusa, ma il clou sarà domenica, quindi se siete da queste parti raggiungeteci. Si inizierà già di mattina con la preparazione del pane e poi nel pomeriggio altri momenti e a concludere la manifestazione poi anche alcuni spettacoli in serata. E addirittura ci salutano dal Messico, ciao! Ci salutano dal Messico, ci salutano dal Messico, ci salutano da Taormina, ci salutano da varie località italiane ed estere e noi siamo
qui nel cuore della Sicilia, siamo a Radusa per la festa del grano. Concetta da Pozzallo, un caro saluto a te. Ci arrivano i saluti da Marisa, da Vittoria. Festa del grano, Radusa, 29esima edizione che vi raccontiamo noi di Onda TV, noi di Bella Sicilia, con tutti il team anche di Vivo in Sicilia, Cibo d'Occhio e Bio Mangiando. Adesso gli altri gruppi che passeranno proprio davanti a noi, quindi restate ancora collegati e poi seguiteci in queste 2 giornate dedicate a questa festa. Una volta venivano caricati così gli animali, portavano poi il frumento. E qui assistiamo al passaggio di un altro carretto siciliano. E naturalmente non può mancare la nostra musica, il nostro folklore. Guardate che spettacolo questo carretto, tantissime decorazioni, disegni. Amici di Bella Sicilia, seguiteci sempre in pagina, seguiteci anche su Onda TV e Vivo in Sicilia perché vi racconteremo altri momenti di questa festa che si svolge da ben 29 anni a Radusa, nel cuore della Sicilia, in provincia di Catania, al confine
con la provincia di Enna. Un abbraccio a tutti voi, condividete il video e fateci sapere cosa ne pensate di questa festa e scrivete nei commenti anche da dove ci state seguendo. Ciao ciao!